Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, eccoci qui alla finale del campionato dell'Andalusia contro il super grande maestro Karen Grigorian. Super grande maestro perché ha 2700 in una cadenza. E ok, adesso qua in questa partita lui aveva soltanto 2622 punti elo, soltanto per lui, no? Perché il suo massimo elo è stato 2666. È un giocatore molto forte, pericoloso, ha giocato anche qui a 3000 punti elo, chess.com, e vince tutti i tornei che gioca. Cosa fare quindi contro di lui? Giocare passivo con il nero e farsi schiacciare lentamente? No, bisogna giocare in modo molto aggressivo. Perché? Perché bisogna sfruttare anche il e non bisogna pensare, perché lui è molto pratico, quindi aspetta che tu finisci in Zeitnot e poi inizia a complicare. Allora, e la partita è importantissima, lui ha un'enorme responsabilità, perché dovrebbe vincere, ma se perde, non solo perde lui, perde tutta la sua squadra, che lo ingaggia, sarebbe un disastro, quindi la sua attenzione, lui ha tutto da perdere, la tensione è alle stelle, perché è uno delle tre scacchiere che ha il bianco, loro hanno 3 bianchi, in prima scacchiera, terza scacchiera e quinta scacchiera, noi 2 bianchi in seconda scacchiera e quarta scacchiera. Ok, avevamo già giocato in questo torneo, dove precedentemente, perché c'erano 2 gironi e poi i primi 2 di ogni girone, i primi 3 si qualificavano ai quarti di finale. La partita era finita patta, però io avevo il bianco, no? Quindi con il bianco non ho paura di nessuno, perché con il bianco ho un vantaggio, se uno sa bene il proprio repertorio, e con il bianco acquisisce a tempo lungo, dico, un certo vantaggio, tale per cui se l'avversario soprattutto vuole giocare per vincere deve prendersi dei rischi. Ero andato a stare molto meglio nella partita, ma non ero riuscito a ottenere nulla, anzi addirittura lui mi ha messo in Zainot e mi ha pressato. Ma ora che siamo nella finale, io ho in nero giocato un'apertura complicatissima con attacchi contrapposti e ora tocca a me. Ecco, prova a pensare, cosa faresti in questa posizione? Cosa faresti? Allora, alla mossa che ho giocato io, che penso che è una delle mosse più forti, è F4. Il Pawn Storm nell'ala del mio re. Perché voglio giocare F4? Perché se non faccio nulla vengo schiacciato nell'altra ala. Cioè il bianco vuole giocare C5, C6, C7, crearsi un pedone passato, C per B7, magari anche alfiere per A6 e mettere in marcia i pedoni. Per esempio, facciamo finta che voglio giocare una mossa difensiva. Facciamo finta che gioco re H8, così dico, ma il bianco non può giocare C5. A parte il bianco può preparare C5, ma anche non può giocare C5, perché poi gli rimane in presa il pedone C. Ma siamo sicuri che il bianco non possa giocare così? Questa posizione è un casino per me, perché lui mi inizia a giocare torre C1, non so. Ora io non so, ma riprovo a raddoppiare sulla colonna. Ora non so, alfiere per A6 per dire. B per A6, C6. Bam! E ora chi sta meglio? Ora sta andando a donna, mi sta schiacciando. Sto giocando lento e sto venendo spazzato via nell'ala di donna. Oppure gioco mosse lente, lui mi gioca C4, C5, C6, C7, poi mi sacrifica in A6. Facciamo finta che io gioco mosse d'attesa, re H8, C5. Facciamo finta che non prendo, facciamo finta che io provo a centralizzare la donna. C6, che dolore. Beh, ora prendo il pedone, centralizzo il cavallo. C7. Se avessi preso il pedone era la stessa cosa. Sarebbe stata la stessa cosa. Ora alfiere per A6. Ora sì, alfiere per A6 è giocabile, no? Perché questi pedoni vanno avanti, ma in realtà
forse non è nemmeno necessaria, forse anche B5 mi fa paura, e continua l'attacco, ma ora che ci penso anche C per D7, poi donna per A6, poi sta andando a donna, cioè non lo so, ma cioè, l'iniziativa va avanti, poi ovviamente ho davanti un grande giocatore, quindi saprà come schiacciarmi, quindi F4. Devo cercare di sfondare nell'ala di re. Ora voglio entrare in contatto contro la sua struttura, voglio magari portare i miei pezzi in gioco, voglio aprire il suo re, quindi gioco un pawn storm per necessità, non tanto, cioè per giocare, uno dice per giocare, si gioca per vincere, si gioca per pattare, si gioca e basta, no? Perché uno in una corsa deve correre, no? Se no l'altro lo supera, quindi bisogna andare all'attacco, perché se non attacco io attacca lui. A questo punto lui gioca alfiere F1 per evitare che io entro in contatto, lui vuole rispondere a F3 con G3. Ecco qua inizia una combinazione affascinante, non vi dirò se è sbagliata o no, certamente Stockfish poi dopo nell'analisi post partita ha visto molto più di entrambi, ma ecco qua in questa partita potremo vedere l'umanità anche di Grigorian, perché anche lui è un giocatore con delle emozioni, se il suo re viene messo a nudo, se il suo re viene messo sotto attacco, anche lui ha paura, perché di solito è lui che è abituato ad attaccare. Qua bisogna prenderlo di contropiede, anche a forza di fare un bluff. Ecco qua diciamo che io anche per la forza dell'avversario forse mi sono affrettato un po'. Potevo giocare un po' più lento, potevo giocare torre 8. Torre 8 era la mossa che dava fastidio a lui, e mi diceva addirittura che pensava di stare peggio, perché rafforzo l'idea di giocare E3. E ora per esempio se lui continua l'attacco, E3. Su F per E3 continuo con F3, e su G per F3 torre per, poi stanno entrando tutti i miei pezzi. Un attacco terribile, cioè anche se lui va a donna, e nell'ala di donna, qua ci sta il suo re, anche se un attacco fosse più lento, cosa, e non lo è più lento. Dopo G per F3 ho cavallo G5, posso anche giocare così, anche qua il mio attacco è molto feroce. Su F4 cavallo F3 guadagno la qualità e il suo re è aperto, quindi sarei stato forse un po' meglio con torre 8. Il computer suggerisce torre C1 per il bianco, che è una mossa inumana, continuerei con E3. Il computer suggerisce donna C3 per provare a cambiare le donne, ma qua penso che il nero sia preferibile perché sta attaccando, vuole giocare F3, vuole proprio scoprire il re bianco. Il re bianco deve iniziare a tremare, no? Perché sto distruggendogli la struttura pedonale, su G per F3 poi tutti i miei pezzi entrano in attacco. Ora, ok, c'è anche pressione su E1, non so bene come, ma la posizione bianca non ha, diciamo, un bel aspetto. In realtà, perché non ho giocato torre 8? Io ho paura che su F3 non avessi più un attacco, pensavo che il mio attacco non continuasse, non vedevo come. In realtà qua non ho seguito bene proprio i concetti del pawn storm, io devo continuare con il pawn storm, cioè posso giocare G5 che è un massacro, G5 e G4 non devo paura di scoprirmi il re. Lui gioca C6, probabilmente anche G4, qua è devastante, perché voglio aprirlo anche senza sacrificare. Poi porto tutti i pezzi, cioè sto dando matto, sto entrando in contatto con i pedoni, se prende, che è ancora peggio per lui, no? Se prende posso entrare, non so, è devastante, cioè anche se va a donna sto vincendo. Queste sono tutte cose che Stockfish calcola in un secondo, non avevo capito la forza di G5, però sembra che F3 perda. Per ragioni analoghe avrei potuto giocare anche E3, perché addirittura io pensavo che con F3 stesse meglio lui, ma in realtà G5 sembra dare a nero un vantaggio schiacciante. Quindi ho scartato E3 non per le giuste ragioni. Lui avrebbe giocato F per E3, però gioco F3 e qua avrei avuto un attacco portentoso con mosse come, perché il suo re viene messo a nudo con cavallo G5, donna G5, torre per F3 o donna H4, cioè qua sarei contentissimo di giocare una posizione così, però ok, queste cose non mi piacevano, allora ho deciso di giocare cavallo G5. Interessante cavallo G5, cosa voglio giocare? Allora voglio giocare forse E3, forse torre 8 o forse un'altra mossa ancora, forse H4 ed F3, continuando l'attacco in un altro modo. Anche così è interessantissimo. Ecco, lui dopo cavallo G5
non ci credeva, pensava che fosse un errore decisivo. Stockfish potrebbe essere d'accordo che è un errore. E gioca, e a questo punto dopo cavallo G5 gioca H4. Qual è l'idea di H4? La sua idea è che io sposto il cavallo e mi cade il pedone in E4, si apre la posizione, e se si apre la posizione cade E4, non ci sono più strutture simmetriche. Poi è vero che prendo in H4, ma ora non so, anche il mio re potrebbe diventare debole, la torre è troppo attiva qua, il mio attacco non va avanti. Ecco che dopo cavallo G5 qua gli metto pressione, e avevo già calcolato un'idea, ma ormai alia iacta est, no? Il dado è tratto, o meglio il dado è stato tratto, secondo la traduzione più corretta. I dadi sono stati lanciati, non posso più tornare indietro, non posso perdere il pedone in E4, perché se no perderei la partita, e quindi all'attacco E3, ormai, e l'ho giocata subito, velocemente così, e lui non ci credeva, lui aveva gli occhi spalancati perché diceva c'è un pezzo impreso, un pezzo, e qua, dopo aver pensato poco più di un minuto, una partita a tempo lungo, quindi ci sono ore a testa per i giocatori, però il tempo iniziava a scarseggiare, e gioca H per G5. Di fatto non ha altre mosse, perché se gioca F per E3, F3, e ho un attacco brutale, il termine corretto, se prende il cavallo ora forchetta, e poi promuove, sto meglio, cioè re via, promuovo, cioè anche se mi cattura la donna, se mi cattura la donna ho appena ottenuto una donna, no? Quindi non ho paura, cioè qua sto molto meglio, ho anche l'attacco. Se gioca G per F3, donna per F3, o meglio cavallo per F3, e la sua posizione collassa. Quindi, e se gioca F3, cavallo F7, poi prendo in H4, poi si continua il pawn storm. Ho anche cavallo E5 G4, stavo pensando, ma il pawn storm è probabilmente meglio. E attacco decisivo, minimo il perpetuo, ma non attacco, cioè completamente vinta qua. Quindi lui prende il pezzo, perché prende materiale, quindi sacrifico un pezzo contro il campione. A questo punto, e per F2. Devo mettergli a nudo il re. Re per F2, donna di 4 il re, non può tornare indietro. Ora lui gioca unica mossa, re F3. Ovviamente non può parare in E3, per ovvi motivi. Se gioca re E2, mi aiuta a entrare con tempo con la torre, vinco. Torre E3, 2 punti esclamativi. Donna per E3, disperato, torre per E3, perde. F per E3. Su re E2 posso scegliere come dare matto, donna di 2. E su re G3 anche qua vinco. Penso che il modo di vincere, adesso ho un vuoto di memoria, il modo di vincere che avevo in mente, allora qua penso che potrei vincere con donna G4, re H2, donna H4, re G1, donna F2, re H2 e torre F4, no? E qua non ha modo di salvarsi dal matto. Sì, avevo anche il perpetuo, ma così si vince. Quindi lui non può giocare re E2, giocare F3. A questo punto torre E8. Voglio giocare torre E3. Lui ha un pezzo in più. Voglio giocare torre E3 e aprire questa colonna per la mia torre. Devo sgomberare la colonna F. Ecco, lui però qua ha giocato velocemente. Pensava di avere una mossa decisiva. E forse lo è, però umanamente no. Ecco qua, lui ha giocato la mossa unica. Perché, per esempio, diciamo che lui mi contrattacca la mia donna. Torre E3, 2 punti esclamativi. Ora, se il re torna indietro, torre di 3 con scacco di scoperta. La donna non è più in presa, perché la torre si interpone. Ora, se gioca torre 3, catturo. Se gioca re 2, donna E3, matto. Se gioca torre per E3, d per E3, scacco di scoperta. Se gioca re E2, torre F2. Ah no, non è matto. Torre F2 non è matto. Ah sì, no, torre F2, re 1, torre per F1, re per F1, donna per D1 e matto, sì, questa era la combinazione di matto, è talmente complessa che è difficile ricordarsi tutto. E su torre per E3 e re G3, donna G4, re H2, ecco qua anche donna per D1 vincerebbe, però è probabile che vinca anche donna F2 e torre F4, no? Un facile vittoria. Anche su re H1, beh, minimo il perpetuo, ma
come ho detto dovrei vincere così. Può giocare G3, ma tutto questo non cambia lo status quo. Quindi torre di 1 perde. Se gioca G3, prendo e apro tutto, o gioco comunque torre 3, presa, entro e si vince, no? Con F3 e matto a seguire in poche mosse. Quindi, se prova a cambiare le donne, ancora torre 3 vincono. 3G3 qua, minimo tutti perpetui, ma posso anche prendere in A1 e vinco. O prendere in G6, torno indietro, e qua vinco perché vinco? Perché con la qualità in più qua non può salvarsi, no? Ma più che altro anche perché cioè, non è tanto la qualità in più, è che il pedone, lui ha tanti pedoni, ma io posso deviare il suo re e poi potrò trasformare il pedone in E2 in una donna, o meglio, forse torre F2, ecco. Ora lui gioca una mossa qualunque, diciamo che lui gioca C5, non lo so. Io prendo in C5, qua gioco H4, deviazione del re, E2, il re non può attaccare più la mia torre, presa, ecco qua dovrei stare vincendo, no? Questa posizione. E sì, questa posizione dovrei prevalere. Ah no, a C6 in questa posizione. Ecco, la posizione è così complessa che si scoprono cose nuove. C6 e 2 pedoni in sesta, no? Abbiamo detto il detto che con 2 pedoni in sesta una torre appare modesta. Quindi, no, questa posizione, questo finale, questa posizione sono sicuro che deve essere vinta per il nero, anche perché l'avevo ricontrollata nelle analisi post partita. Quindi qua sono sicuro che il nero deve vincere, però non mi ricordo come. Probabilmente torre F2 potrebbe essere un buon tentativo, ma diciamo che non so, su Re G3 ma potrei avere anche altre idee, per esempio potrei giocare per esempio che donna E5 scacco, però qua penso che non possa salvarsi, no? In questo finale alfiere di 3, ma come vincere questo finale? Perché su alfiere di 2 guadagno un tempo, alfiere di 3, allora avrei bisogno quindi di guadagnare un tempo per vincere. Come potrei fare? Allora, potrebbe avere anche un'altra continuazione interessante. Potrebbe essere che A5 anche possa essere interessante per poi giocare torre A5, provare a catturarli tutti i pedoni, però penso che dovrei provare a vincere con la mia torre, col pedone. Allora, forse il modo per vincere questo finale dovrebbe essere torre F2, il bianco gioca C5, ora non prendo, gioco H4 scacco subito, re per H2, E2, ora deve dare l'alfiere, alfiere per E2, torre per E2, ora voglio prendere questo pedone. Se gioca C per D6 ha tanti pedoni ma sono tutti doppiati, quindi tutti i suoi pedoni cadono. Se gioca per esempio C6, gioco torre I4 scacco, ora è una posizione sfortunata, torre per B4 e vinco, perché su C per B7, torre per B6. Su C7 gioco torre C4, sì, e qua vinco, perché qua gli blocco ogni controgioco, metto il re in G6, la torre in C5, spingo il pedone A e vinco la partita. La torre in più gli blocca tutto. Quindi su donna D3 avrei vinto. Devo dire, non avevo calcolato tutto questo, ho visto che avevo un attacco potentissimo. Devo dire che qua ci avrei pensato se catturare in A1, però minimo ho il perpetuo, minimo questa rete di sicurezza. E questo è importantissimo nel gioco pratico, cioè avere minimo un perpetuo, quindi minimo la patta garantita, facile che ho già visto da tempo. E poi posso provare a vedere se vinco prendendo la torre. Non so se l'avrei visto, forse non lo so, perché ovviamente la mente umana, la mia mente è limitata per il calcolo, non posso calcolare tutto. Allora, quindi su donna di 3 perde, lui gioca torre e 6 bloccando la colonna, ha giocata con sicurezza e guardava anche, e non riusciva a contenere l'espressione di stupore, che pensava
che il mio attacco fosse finito, ma torre per E6, D per E6, e ora 2 punti esclamativi. Torre F5. Torre F5 è una mossa di profilassi, perché voglio giocare torre per G5, torre G3, con attacco su re e donna. Il re sta malissimo, il suo re in F3 è un pezzo orribile. Un altro piano che voglio giocare è torre E5 e 3. Questa è una posizione devastante, cioè ho un attacco terribile. Non può fare davvero nulla apparentemente, non ha manovre per salvare il re. Ecco, questa era una posizione accattivante. Lui mi ha detto che ha avuto un'illusione ottica. Lui pensava che nulla di questo funzionasse perché pensava di avere donna di 3 o torre di 1, perché prima aveva 2 torri in prima traversa, ma ora torre di 1 non si può perché è in presa con scacco e perde. Donna di 3, qua prendo la torre in A1 e qua perde. Perché perde? Perché ho la qualità in più. Non ha, la torre in F5 ha anche uno scopo difensivo, chiude la diagonale, non ha donna per G6. Se gioca donna per D6 prendo l'alfiere con matto. Se gioca E7 posso giocare re F7 come ha detto lui dopo la partita, ma posso anche tornare con la donna in E5 e vinco. Quindi donna di 3 perde la partita, perché rimane la torre in 1 in presa. Se lui prova a giocare G3, qua apro subito la colonna e vinco. Perché se gioca, non so, re per G3, donna F2 e guadagno la donna. Poi si vince, poi con degli scacchi prendo E6, prendo i suoi pezzi. Gioca re G2, scacco e poi matto. Se gioca G4, idem, perché prendo en passant, no? Ed è la stessa cosa. E vinco la partita. Quindi qua, torre E6, torre F5 lo metti in crisi, quindi qua se riesco ad attaccare contro questo forte giocatore. Se prova a promuovere, se si avvicina alla promozione con E7, se gioca la promozione con E7, gioco torre E5, paro la promozione, mi accingo a giocare torre E3. Ora, se lui gioca E8 catturo, qualunque cosa gioco torre E3 e vinco. Anche se sposta la donna, non so dove, qua minaccia torre E3, scacco di scoperta, re 2, donna E3 matto. Quindi un vantaggio decisivo. Se gioca, sì, qua perde. Gioca alfiere E2, torre per G5, torre G3 imparabile, vince la partita. Se gioca alfiere D3, donna E3 matto. Ecco qua in realtà il bianco avrebbe potuto vincere, una mossa incredibile che trova Stockfish, lui non l'ha vista. Avrebbe potuto vincere, ma lui pensava di doversi salvare. E chi la vede? Torre 1, 2 punti esclamativi. Torre 1 vince, cioè ignora tutti gli attacchi e supporta il pedone E. Ora gioco torre per provare a guadagnare la donna, no? Quindi dice, e cosa fa il nero? Perché per esempio se lui gioca E7, gioco torre G3 scacco, re 2 unica, donna E5, re da qualche parte, re D2, e ora in questa posizione, chiedo scusa, no, re 2, ora se prendo la donna, lui va a donna, no, ma qua la mia mossa era torre 3, questa era la mia mossa, penso, torre 3, e qua penso di stare bene, no? Devo avere almeno la patta, no? Che è questa, donna per E3, re di 1, ora minaccia di promuovere, è vero? Lo gioco donna di 4 scacco, sì no, qua non riesco a parare la promozione, quindi qua, allora qua su re E2, cosa avevo visto? Vediamo, perché E7 non funzionava perché avevo calcolato torre G3, re 2, la partita è così complicata che faccio fatica a ricordarmi le cose che avevo analizzato. Allora, cosa avevo pensato qua in partita? Potrebbe essere donna per C4 forse, o forse la semplice re F7, mossa silenziosa. Pensate, forse era re F7 mossa silenziosa. Sì, re F7 mossa silenziosa. Perché? Perché su E8 cattura, e il suo re non ha mobilità, se prendo e poi posso catturare il pedone. Alla prossima catturo il pedone, se gioca re F3, donna F2,
e poi catturo la torre e vinco, sì? E se sposta la donna tipo, non so, in C1, torre 3, e ora se mi dà la donna, beh, ora vinco, no? Perché poi il suo pedone cadrà. Se gioca re F2, qua devo vincere con una scoperta, no? No, però lui avrebbe vinto non con E7, vinto con torre 1, torre per G5, alfiere D3. Cioè, una mossa di una complessità incredibile, perché è assurdo che vinca, ma si vince perché io gioco torre G3, re 2, ora posso anche recuperare il pezzo, io posso giocare donne 3 e recuperare il pezzo, ma se recupero il pezzo, re C2 mi attacca la torre e minaccia di promuovere, questa sarebbe stata una fine ingiusta. Torre G3 e 7, ho giocato per vincere con questo sacrificio, e ora va donna, oppure gioco torre 3, prende, ma ora il suo re è facilmente nel quadrato del mio pedone, e ora vince perché gioca C5, e il pedone, alla fine vince proprio con i suoi pedoni. Io posso provare ad avvicinarmi, gioca C6, se non prendo gioca B7, se gioco E2 entra nel quadrato, se gioco B per C6, B7 vince. Questa sarebbe stata una fine amara, però difficilissimo da calcolare perché oltre a tutto questo, anche si fa prendere in G2, su re F3 prende matto, va in D1, gioco torre G3, ora può giocare re C2, ora do scacco di nuovo, ora torna qui, ora posso ripetere e ora il 7, ora stavolta è la volta buona che va donne e vince. È complicatissima, questa la trova il computer, ma è difficilissima da trovare. Io potrei anche provare forse a giocare re F8 e bloccare tutto, ma il computer vince, non so, trova, sembra re di 2, re 7, mi mette il re allo scoperto, calcola altre 30-40 mosse e vince. Ma diciamo che con re così esposto era molto molto difficile giocare torre 1, però ok, il concetto è che la mia combinazione, che è iniziata con F4, va bene, ma qua sono stato troppo aggressivo, troppo veloce, cavallo G5, H4, però questa è anche la bellezza degli scacchi pratici che non sono corretti, cioè qua ho giocato questa combinazione che non funziona, come torre 6, torre F5, quindi sacrificio alla talo vero scorretto, ma che mette paura. No, comunque qua lui gioca donna C1, quindi a questo punto donna C1, questa è una mossa forte, la seconda mossa più forte, ed è torre 1 vinceva, donna 3 patta. Non posso fare nulla perché ora vuole portare la torre in gioco. No, in realtà il motore dice che potevo giocare, avrei potuto giocare torre per G5. Ora per esempio torre A3, ora potrei giocare H4 oppure portare il re. Cioè il motore gioca così, poi gioca posizionale o torna in E5 e poi spinge in G5, mosse assurde, ma è vero, un compenso bestiale per il pezzo sacrificato, perché il suo re è orribile, però è molto difficile. Ah, se prende in F4 sempre torre F5 inchiodando la donna e vincendo. Dopo donna C1 o anche D5 che era interessante, che porta alla patta, giocato torre E5 che minaccia torre 3 e vince. Se non fa nulla, gioco torre 3 e vinco. Se prendi in F4 con la donna, inchiodo la donna, guadagno la donna e poi vinco, perché se gioca torre E1 per provare a sostenere il pedone, anche qui avevo qualcosa di decisivo, perché penso che posso giocare, mi sembra che posso dare scacco, sì, e poi dopo posso andare a bloccare il pedone, no? E il nero vince con tranquillità. Sì, no, questa non era pericolosa questa mossa, avrei potuto vincere, però lui gioca torre a 3, para lo scacco, su torre 3 mi cambia tutto e vince. Non ho più scacchi, devo giocare donna e4, re F2, donna D4, scacco. Non può parare, non può andare da nessuna parte, perché il re è vittima del fuoco incrociato dei miei pezzi, donna e4. Il re va in F2, donna D4, è fatta per petizione. Quindi partita terminata patta, e dopo questa partita tutte le altre partite anche loro sono terminate in parità, 5 patte, e ci sono stati gli spareggi rapidi dove invece 5 minuti ritmo blitz hanno vinto loro e anche io ho perso, e Karen ha fatto sentire tutti i suoi 2700 punti elo. Meno male che non era valida per l'elo quella partita lì, però ok, qua a blitz è stato molto più forte, ha vinto, e
Diciamo che avevo chiesto non si scrivevano le mosse, non si annotavano, e quindi non sono riuscito a ricostruire la partita. Avevo chiesto di fare un video ai presidenti delle squadre, però erano così nervosi, no, per l'esito degli incontri, che stavano girando tra tutte le scacchiere, e quindi tale partita, dove lui ha vinto molto bene, anche se io avevo il bianco, però se il bianco 5 minuti non è un vantaggio apprezzabile. Sta partita purtroppo rimarrà inedita e irrecuperabile anche per me per studiarla. Se vi è piaciuta questa partita, vi farò vedere altre partite contro Karen Grigorian, visto che ci avrò giocato già ormai 10 volte, essendo quasi vicini di casa, cioè che vive nella stessa città, fa gli stessi tornei, è il giocatore più forte che c'è nei dintorni. Va bene, alla prossima!